lo riempivano d'acqua, accendevano il fuoco e facevano bollire l'acqua. Questo recipiente è bucherellato perché l'acqua possa penetrare. Quando l'acqua bolle si picchiano i bozzoli con questo spazzolino, questo è originale, e l'inizio del bozzolo si appiccica alle setole dello spazzolino. Certo, con un bozzolo solo non si può sfilarlo, allora se ne congiungono 8-10 di bozzoli, lo si annoda all'inizio, lo si fa passare per questi bottoncini di porcellana, da qui vengono inseriti in questo piccola aspa e gettati nell'aspa grande, in modo che certamente il bozzolo, il rischio di filo si spezza, allora c'è il cosiddetto nodo del tessitore e anche il nodo di colui che sta sfilando il bozzolo, c'è anche una forbice apposta. Naturalmente qui l'acqua bollente le donne si scotavano, certo qualcuno avrà detto Gesù mio misericordia, qualche altro avrà detto qualche altra ostrega, ecco questo qui, i doppioni, lì c'è anche la storia dei doppioni. Sì. Ossia, faloppe cosiddette. Sì, due bacchi facevano lo stesso bozzolo. Ecco, quindi, allora nel farlo i fili si intersecano tra di loro, si annodano, per cui tu quando vuoi sfilarlo non puoi fare lo stesso procedimento di là, perché ne tiri via 10 centimetri e poi trovo l'altro che si sovrappone e quindi si spezza. Adesso però hanno trovato il sistema di sfilarli anche questi, ma una volta le nostre nonne, mi ricordo a casa mia, li tagliavano, tiravano via la crisalide che c'era dentro e li facevano bollire. Quando erano bolliti, tu vedi, veniva fuori, ecco questi qua sono bolliti. Bolliti cosa facevano? Li mettevano poi ad asciugare e quando erano asciutti li tiravano e veniva fuori la famosa baela, che potevano anche filarla. Questa qui viene da Flero, è della fine del secolo scorso, è purissima seta dei doppioni, e facevano calzette, facevano sottane, facevano magliette, e tanti invece usavano direttamente la baela per fare le trapunte o fare i cuscini. Dalle filande usciva così praticamente? Sì, sì, dalla filante, però questo qui sono tutto quanto affilate in casa. Sì, con quel coso là.